Allora, premetto una cosa, giusto perché il tempo è brevissimo, le domande del pubblico le facciamo dopo, eventualmente allo stand di Young Edizioni, per questioni di tempo. Beh, allora, cominciamo una cosa molto più semplice, raccontaci chi sei, cosa fai nella vita. Brevemente, molto brevemente. Mi chiamo Sara Bernini, ho 31 anni, sono nata a Parma, ma attualmente abito in provincia di Roma. Mi occupo fondamentalmente di arte, di pittura, fotografia e per passione mi interesso anche di neopaganesimo, comunque di religioni alternative, potremmo definire così, o meglio della rinascita degli antichi culti pre-cristiani, e poi andremo a vedere di che si tratta. Quindi ecco, sono scrittrice, diciamo così, per passione, direi che fantastico, fantastico. Hai parlato di neopaganesimo, spiegami un po' cos'è il neopaganesimo. Allora, diciamo che è una questione un po' complessa. Il neopaganesimo è un movimento assolutamente eterogeneo, in cui convivono tantissime anime. Pensiamo a movimenti di stampo politeista, enoteista, monista, perché pensiamo al movimento dianico. Vi sono veramente tantissime realtà che diciamo si rifanno ai culti, appunto, come dicevo prima, pre-cristiani, un po' di tutto il mondo, perché abbiamo le correnti che si rifanno al tradizionalismo romano, a quello ellenico, abbiamo la pratica egizia come il kemetismo, la corrente dianica, che ad esempio è una specifica corrente legata alla dea, alla rinascita quindi del culto del sacro femminino, e così via. Quindi è un movimento eterogeneo in cui senz'altro vi sono tantissimi elementi, alcuni punti in comune si potrebbero definire così: l'importanza della ciclicità della vita, della sacralità della vita in tutte le sue forme e in tutti i suoi momenti, quindi nascita, crescita, i momenti di unione tra il maschile e il femminile, e la morte. Pensiamo alla morte, il passaggio più, se vogliamo, importante comunque, che segna tutti noi, l'importanza e il collegamento con la natura, vista come una vera madre da cui tutti noi nasciamo e a cui tutti noi torniamo. Per cui, e tantissimi altri aspetti in realtà, è un po' complicato dirlo brevemente, e senz'altro non si può parlare di semplice paganesimo o neopaganesimo, perché all'interno di questo movimento ci sono tanti paganesimi. Ogni tradizione ha dei culti specifici, delle ritualità specifiche, delle anche date importanti specifiche, e ovviamente c'è anche tutto un riferimento a dei pantheon particolari. Ognuno avrà Poi non parliamo degli eclettici, che ovviamente spaziano, perché ci sono anche praticanti eclettici che spaziano tra più pantheon a seconda del loro sentire profondo. Questo è giusto per dire brevemente, ma ci sarebbe molto di più. Comunque, tanto per dare un'idea. E come ti sei avvicinata al neopaganesimo? Personalmente mi sono avvicinata al neopaganesimo, diciamo, grazie a un lungo percorso. È partito tutto quando ero bambina, grazie a dei viaggi in Francia, in Bretagna, in alcuni luoghi sacri, grazie ai miei genitori. Quindi in realtà all'inizio è stato tutto legato a una ricerca legata al Graal, e da lì mi sono interessata prima di movimenti templari, ordini iniziatici, cavallereschi, e da lì sono invece poi arrivata pian piano al celtismo, e fino ad arrivare al culto della Dea Madre, che adesso è, insomma, diciamo, un punto abbastanza importante nel neopaganesimo, questa rinascita, questa riscoperta della sacralità della donna, no? E anche del suo ruolo, quindi nel mondo, e come proprio Dea, come creatrice e distruttrice anche, perché c'è anche l'aspetto distruttivo, diciamo così. E da lì, poi a 19 anni, dopo diverse letture, tra cui il libro di Felix Culot, Il sentiero della Dea ed altri, mi sono avvicinata alla Wicca, che è una forma, è un percorso, uno dei vari percorsi che si ritrovano all'interno del neopaganesimo, e da lì mi sono avvicinata e ho iniziato a praticare io stessa, quindi non parlo da persona senz'altro esterna, ma da persona che sente l'importante far comprendere ad altri di che cosa si stia parlando, proprio per rompere anche la paura, eliminare certe paure che le persone possono avere verso questi movimenti che ancora non sono ancora conosciuti abbastanza in Italia, a mio parere. Da lì, ecco, poi dopo ho portato avanti un percorso molto personale, un po' sciamanico, basato su meditazioni e così via, e tuttora lo porto avanti. Bene. Allora, io mi ho preparato ovviamente una domandina estremamente spinosa, perché quando si tratta di parlare di neopaganesimo, solitamente l'ottica della gente, o comunque della società soprattutto italiana, lo posiziona in
neopaganesimo e ci mette dentro questo mega calderone di tutto e di più. Dunque la domanda spinosa è quanto il neopaganesimo è legato o slegato dalla questione sette, la questione satanismo, la questione libertà personale. Premetterei intanto che il neopaganesimo o il paganesimo, perché ricordiamo che c'è chi si vuole definire pagano, chi neopagano, io ovviamente vorrei rispettare chiunque in questo, perché ognuno ha un modo di sentire diverso, c'è chi si rifà veramente all'antico paganesimo, chi si sente più neo perché sente questo stacco che c'è stato tra paganesimo e cristianesimo, cioè a causa dell'arrivo del cristianesimo appunto, però in tutti i modi ecco il discorso è questo. Premetterei che paganesimo o neopaganesimo è una cosa a parte, diversa dal cristianesimo, quindi non è che nasca in opposizione a, semplicemente è proprio un'altra cosa, cioè un rifarsi a questi antichi culti, quindi è un sentire anche legato alla natura, alla vita e alla morte completamente diverso. Ovviamente il satanismo non c'entra nulla perché noi sappiamo che la figura di Satana è una creazione di stampo ebraico-cristiana, l'idea di contrapposizione tra bene assoluto e male assoluto nel neopaganesimo non esiste perché le antiche divinità non erano solo luce e ombra, ma erano una commistione di queste due realtà come lo siamo noi esseri umani alla fine dei conti, perché rappresentavano, noi stessi incarniamo spesso degli archetipi, no? C'è la donna che non so, incarna, che non so, il suo carattere, l'archetipo di Era, c'è l'uomo più Zeus, potremmo dire, no? Che lancia fa tuoni e fulmini, insomma non so come dire, è una visione quella di questa bipolarità, per definirla così, questo dualismo che non è tipico dell'antico paganesimo, non esiste quindi Satana, non esiste male assoluto. E direi per quanto riguarda il discorso libertà personale è fondamentale la libertà personale, cioè questi movimenti danno un'importanza proprio all'etica personale, cioè non è che tu faccia qualcosa perché allora non farai del bene per andare in paradiso, non farai del male perché chissà chi ti farà, nessuno ti dirà guarda verrai punito severamente per chissà che. Semplicemente, anzi direi che proprio questi movimenti danno un accento proprio alla libertà personale, quindi io personalmente non ho mai incontrato nessun neopagano che sia tale perché qualcuno l'abbia strattonato dentro ad una setta. Non si tratta di sette, questo dobbiamo chiarirlo, non si tratta di sette, si tratta di persone che di comune accordo, perché si sentono insieme, hanno un sentire religioso, perché qui si parla anche proprio di sentire religioso, per quanto in Italia il neopaganesimo non sia ancora riconosciuto come religione, è un sentire religioso per cui le persone si associano in modo assolutamente spontaneo e naturale, non c'è settarismo, non esiste. Poi ci saranno magari più gruppi, magari più chiusi verso, non so, che ascoltano di più i propri leader, chi meno, ma da lì a parlare di setta assolutamente no, cioè è un altro mondo, proprio un altro mondo. Questo va proprio sfatato, questa paura va eliminata, a mio parere. Allora, ovviamente dobbiamo parlare di voci pagane perché siamo qui per parlare di voci pagane, dunque la domanda più inerente è perché hai fatto questo libro, questa serie di libri, questa serie di volumi, volume 1, volume 2 e in attesa al 3. Esatto, cosa ti ha portato, qual è il motivo scatenante che ti ha portato a fare questa cosa? Allora, in realtà i motivi scatenanti sono due. Il primo era collegato alla rivista Labris, una piccola rivista amatoriale che ho fondato nel 2004, che tratta tra gli altri argomenti appunto esoterismo, neopaganesimo, mitologia, antropologia, nuove e antiche spiritualità, e l'idea era quella di raccogliere alcuni articoli che erano apparsi sulla rivista proprio in questo caso specifico avrei voluto fare una raccolta proprio di alcune interviste che ho fatto da alcune persone che si attivano nell'ambiente neopagano, ma mi resi conto che non era abbastanza materiale. Ci fu poi nel 2009 un'altra opportunità per incrementare questo materiale quando l'associazione Quercia Bianca, che è attiva nel Casertano, creò questo momento di, ecco, l'idea era quella di lanciare un network, quindi delle vere e proprie, una rete di collaborazioni attive tra diverse realtà neopagane sparse per lo stivale, insomma per tutta Italia. Quindi in quel caso, siccome l'Abris e anche la nostra associazione Artes collegata faceva parte del progetto Sfera, che era questo appunto network, lanciai l'idea di fare queste interviste ad alcune di queste associazioni che facevano parte del progetto Sfera per farle conoscere. Quindi da lì poi dopo successivamente è nata questa idea di raccogliere in un unico volume o in più volumi in questo caso perché il materiale è tanto, queste interviste per far conoscere meglio chi si attiva dall'interno per far conoscere il neopaganesimo facendo corretta informazione e unendo anche le persone, creando dei momenti di incontro fisici, perché non ci si può ridurre solo al virtuale, è giusto che le persone si incontrino, si conoscano
e condividano delle cose. E quindi si parla di siti, ad esempio Siti Web, il primo libro è dedicato ai siti web e alle riviste online che trattano questi argomenti. Poi ci sono anche altri articoli in realtà all'interno collegati, anche vecchie interviste, eccetera. Comunque è soprattutto incentrato sui siti web. Il secondo volume, quindi anche quello successivo, è proprio dedicato alle associazioni neopagane attive sul territorio. Ci sono sia associazioni che hanno risposto, sia che ormai non sono più attive, ma mi sembrava importante parlarne perché fanno parte della storia del neopaganesimo italiano, sia associazioni attualmente attive, vive, vegete, che si danno da fare. E ovviamente non sono tutte, vorrei sottolineare, il libro non può proporsi di rappresentare tutto l'ambiente neopagano perché è vasto, eterogeneo, poi ci sono, non so, associazioni più di lunga data che ormai hanno una storia alle spalle lunghissima e altre più giovani o altre che nascono, muoiono in breve tempo, quindi non può essere una Bibbia del neopaganesimo, semplicemente raccoglie alcune testimonianze per far comprendere che chi si attiva in questo ambiente non è un alieno, non sono alieni pazzi furiosi, sono persone normalissime con la loro vita, i loro sentimenti e semplicemente che esprimono questo sentire spirituale e religioso, perché ricordiamo che alcuni di questi gruppi cercano proprio il riconoscimento, di ottenere un riconoscimento come religione, proprio tanto quanto il cristianesimo, il buddismo e via così. Quindi ecco, vi sono varie interviste, adesso si possono anche elencare i gruppi, i siti, però non so, il tempo... Il tempo è strettissimo. C'è qualche altra domanda specifica? Magari? Sì, volevo esattamente se hai trovato difficoltà all'interno delle varie interviste, del lavoro che c'è proprio all'interno di questi libri. C'è qualcuno che ti ha risposto di sì, qualcuno ti ha risposto di no? Sì, certo. Com'è stato l'aspetto, diciamo, più pratico, tu dici, proprio tecnico. Allora, intanto bisogna dire che ha dei pro e dei contro il tipo di lavoro che ho svolto, perché io ho fatto delle specie di chiamate interviste online, ho realizzato dei questionari che poi vertono su alcune specifiche, su alcune questioni a cui io tenevo particolarmente. Quindi ovviamente da una parte ho avuto l'opportunità di contattare persone di tutta Italia, grazie a internet, veramente questo è un mezzo fantastico. Dall'altra ci sono dei contro, ad esempio ci sono persone che non so, hanno prima risposto, poi hanno riletto le domande e magari mi avevano risposto già alla domanda successiva prima, quindi non so, c'è qualcuno che mi ha detto come sopra, vedi sotto, questi sono, e li ho lasciati così perché ho detto vabbè, tanto ho spiegato tutto nell'introduzione, tutte le difficoltà del caso, l'ho lasciato così, ma si comprende, ecco il motivo, via mail non è così semplice, però dall'altra parte la possibilità è stata appunto quella di contattare persone in tutta l'Italia. Ci sono state le difficoltà, sì, ovviamente non tutte le persone che ho contattato, non tutte le realtà che ho contattato mi hanno detto di sì, alcuni non erano interessati, alcuni mi hanno detto sì, collaboriamo, io gli ho mandato il questionario, poi non me l'hanno mai mandato compilato, o sono sparite, o sono successe delle cose per cui evidentemente non erano più interessate, ecco. C'è stato anche magari il caso di chi mi ha risposto in modo molto molto approfondito alle domande, chi magari ha abbozzato un pochino, magari anche persone molto preparate, forse non avevano tempo, non si sa, i motivi sono vari e quindi ci sono risposte più approfondite e alcune meno, però siccome non sono io, secondo me, ecco, a mio parere, che non devo essere io a scegliere che cosa è buono, cosa non è buono, sono contraria alla censura, io avevo detto alle persone avete tutto lo spazio che volete, potete scrivermi anche un romanzo e ve lo pubblico, potete scrivermi 2 righe e ve lo pubblico, quindi io ho lasciato tutti i questionari così come erano, le risposte, in modo tale che poi sia il lettore a valutare i contenuti e le risposte delle varie persone, perché mi sembra che sia la cosa più corretta. Sta al lettore farsi un'idea delle persone che hanno risposto. È chiaro che è una visione parziale, è solo uno spunto in più per conoscere le persone che hanno risposto. Mi hai già fregato, volevo farti un'altra domanda sulla censura, Vedi, ma mi hai già fregato. Ho fatto come questionario, ti ho risposto prima. Allora, giustamente sono libri che parlano delle varie realtà del neopaganesimo in Italia, ok? Se dovessimo fare una domanda proprio a bruciapelo, chi sono i neopagani in Italia del XXI secolo? Cioè come si conoscono, come si vestono? Ecco, questa è la cosa. Qual è il loro approccio alla vita? Cioè... allora, direi che a mio parere non dovrebbe esserci un prototipo, l'archetipo del neopagano. Allora, senz'altro c'è una tendenza da parte di alcuni, magari dei più giovani, non
so, ad avere anche dei gusti, c'è la tendenza più gothic, c'è la tendenza più hippie. Io ad esempio sono una di quelle che in estate, ecco, mi vedrete sempre vestita un po' hippie, sembra un po' uscita da Woodstock. No, adesso a parte gli scherzi, io direi ci sono persone di tutti i tipi, ci sono persone che vengono da tutti, potremmo dire così, le classi sociali, non mi piace definire così, diciamo da realtà completamente diverse, cioè magari l'avvocato, come c'è l'artigiana, l'artista, ci sono persone di tutti i tipi, di tutte le età, c'è quello plurilaureato, c'è la persona che magari non ha potuto studiare ma che comunque approfondisce per sua passione, voglio dire. Non c'è un prototipo del neopagano, cadere negli stereotipi è la cosa, a mio parere, peggiore che si possa fare, perché le persone non sono stereotipi, le persone sono persone nella loro totalità, nel loro sentire, nel loro modo, avranno ovviamente ognuno un proprio gusto, avrà un gusto di vestire. Ci sono ad esempio molte persone che si trovano bene, non so, indossando simboli per loro sacri. Uno dei più famosi, che tanti fraintendono, il pentacolo, la stella a 5 punte, in realtà è un simbolo sacro, ma da tantissimo tempo, pensiamo Pitagora lo utilizzava perché in esso si nasconde comunque, no? Tutto un codice numerico particolare, no? Quindi è simbolo dei 4 elementi dello spirito, insomma ci sono tantissime connessioni, ma ci sono anche coloro i quali portano, non so, simboli legati alle rune nordiche, chi porta avanti la corrente Asatru, che è legata alla tradizione orrena, magari utilizzerà simboli delle rune, ci sarà chi porterà la croce celtica, ci sarà anche lì, questo è importante comprendere che questi simboli spesso vengono fraintesi perché molti partiti politici hanno utilizzato nel tempo simboli sacri degli antichi popoli precristiani, ma chi li porta oggi, chi li esibisce non lo fa per un motivo politico, lo fa perché hanno un significato, una carica spirituale importante per queste persone. Quindi non bisogna neanche prenderli in giro, non bisogna neanche esagerare dall'altra parte. Io qualche volta metto qualcosa di più grosso, di più ostentato, altre volte di più piccolino, dipende anche da uno come si sente, però non dobbiamo cadere nello stereotipo, neanche del goticone, capito? Ci sono dei ragazzini che magari amano essere un pochino più gotici, insomma, però questa magari è più una tendenza un po' modaiola dei ragazzini, ma non è detto, non cadiamo in questi stereotipi. Cioè, secondo me non ci avevo pensato, è una bella domanda, che se no si rischia di cadere in questi stereotipi. Vabbè, c'è anche chi non porta nessun simbolo, Io ho fatto dei periodi in cui non portavo assolutamente nessun simbolo, non l'avresti mai detto. Quindi dipende anche da come si sente. Un po' difficile. Forse c'è anche il bisogno a volte di riconoscersi in certi. Sì, anche di sentirsi parte di un gruppo, pensiamo, e non è poi negativo questo, nel senso magari c'è un modo, ci sono momenti in cui uno ha bisogno di sentirsi riconosciuto da un gruppo di appartenenza, ci sono momenti in cui uno non ne sente assolutamente bisogno perché è già sicuro del suo percorso senza doverlo esibire, ma sono anche periodi della vita, anche età diverse. Ho ultime 2 domande perché il tempo è strettissimo. Allora, ovviamente riguardando il libro, i 2 libri, a chi vedi indirizzato questi 2 libri, o meglio questa opera? Allora, i libri io penso che siano personalmente li ho pensati indirizzati a chi non conosce ancora direttamente il mondo del paganesimo contemporaneo e del neopaganesimo. È per questo che ho fatto anche delle domande specifiche, vorrei giusto 2 secondi per dirlo. Le domande vertono intanto, la prima parte di solito è una specie di introduzione per far conoscere la persona che viene intervistata, per conoscerla un po' meglio, per capire come sia arrivata al percorso neopagano o pagano, che dir si voglia, eccetera. Poi vi sono le domande ovviamente verso la fine invece legate alla realtà di questa parte, quindi il sito web, la rivista o l'associazione, per comprenderne le attività. In mezzo vi sono altre domande che secondo me erano importanti, ad esempio per comprendere il rapporto dei praticanti con il sacro tutti i giorni, cioè capire come vivono la loro pratica quotidiana, il loro collegamento col sacro tutti i giorni, il loro rapporto ad esempio con la natura e con gli animali, perché comunque per molti neopagani, non dico per tutti, però per molti ad esempio il rapporto con la natura è fondamentale, nel senso sentono proprio un bisogno di andare a praticare, a celebrare la vita della natura, hanno spesso un forte rapporto con gli animali, ci sono anche molti animalisti, ambientalisti, insomma, poi non sono tutti così, però per non cadere nello stereotipo, ma ci sono anche queste cose. Ho chiesto quale fosse il loro rapporto con la magia, perché la magia può essere intesa in tanti modi, o come magia pratica, come invece magia del sacro, cioè ognuna delle risposte che si andranno a leggere, ognuna è diversa dall'altra, non c'è una visione unica, non c'è un dogma, c'è solo un sentire molto personale e poi ci sono dei sentieri che possono essere collegati a dei gruppi, a delle tradizioni. E quindi ho
pensato anche, ho chiesto cosa significhi per loro ad esempio il segreto iniziatico, cosa significhi, se sia più per loro importante celebrare da soli, praticare da solitari o in gruppo, perché anche qui c'è una grossa differenza tra chi pratica in gruppo e chi è solitario, e così via. Quindi proprio per questo motivo direi che credo che possa essere interessante per chi non conosce proprio l'ambiente neopagano, e per chi invece fa già parte dell'ambiente neopagano magari può essere interessante leggere, non so, come la pensa una persona di quell'ambiente, di quell'associazione, che però magari non ha avuto mai, magari non ha mai avuto modo di parlare, di confrontarsi con quella persona direttamente. Allora magari può leggere, può trovare interessante qualche opinione. Personalmente posso dire una cosa, per me è stato molto arricchente ed è tuttora arricchente leggere queste interviste, cioè anche quando mi sono sentita abbattuta, perché ci sono state delle problematiche per realizzarle, ci sono tuttora. Ogni volta che poi ripensavo alla motivazione che mi aveva spinta, qual era la motivazione? Non solo far conoscere queste realtà all'esterno, ma io stessa mi sono arricchita, perché ogni persona che mi ha detto il suo parere mi ha dato un affresco della sua spiritualità. E io mi arricchisco leggendo la spiritualità degli altri, non è perché non voglio vampirizzare energeticamente nessuno, sia chiaro. Mi piace perché mi dà delle sfumature che magari io non potrei dare, perché io sono una persona diversa da quella persona, la sento in modo diverso. E quindi ecco, secondo me è arricchente leggere esperienze di altre persone che vivono un percorso spirituale di questo tipo. Ecco, spero questo. E in più quello che vorrei che si capisse è che è importante fare corretta informazione, perché bisogna eliminare questo alone di mistero, di paura che c'è nei confronti di chi pratica queste forme di spiritualità e di religione, perché si parla di questo. Velocemente, perché mi sa che siamo proprio agli sgoccioli. 5 minuti. Meno? Sono 3 minuti? Ok. Allora, c'è un volume 1, volume 2, ci sarà sicuramente un volume 3. Okay. C'è una scelta anche di copertina, di grafica molto molto bella, perché ho visto che c'è l'immagine del fuoco, l'immagine della luna. Ok. Se dovessi proiettare, dato che c'è volume 1, volume 2, volume 3, il passato, il presente, il futuro del neopaganesimo in Italia. Allora, secondo me, ecco, si apre un bel discorso, ma semplicemente perché è ancora, secondo me, siamo ancora un pochino immaturi, è ancora tutto in fieri, non so come dire, per quanto ci siano già realtà esistenti da tantissimi anni, quindi attive sul territorio da tantissimi anni, è comunque, diciamo, un mondo talmente eterogeneo che mettere d'accordo tutti sarà difficile. Ci sono in campo dei progetti del genere. Abbiamo detto ci sono stati dei tentativi da parte dell'esempio Quercia Bianca, il progetto Sfera, adesso c'è l'articolo 8 del Circo dei Trivi, che è un progetto che vorrebbe riunire, per ottenere riconoscimento, ecco, riunire tutti i movimenti neopagani, non so quanto sia possibile per un fatto di eterogeneità, comunque unirli per, ad esempio, ottenere un riconoscimento dello Stato. Ci sono state petizioni sul neopaganesimo perché c'è un bisogno di diritti, nel senso, per carità, in Italia la libertà religiosa è assolutamente, la Costituzione, ecco, garantisce questo diritto, non è tanto questo il punto, però ovviamente chi pratica da tanti anni magari avrebbe il desiderio di vedere riconosciuti i propri templi, i propri luoghi. C'è chi si batte da anni per i boschi, per un bosco sacro come appunto Federazione Pagana Jesolo. Voglio dire, i tentativi, ecco, c'è un tentativo da una parte di ottenere dei diritti che siano riconosciuti, ma non solo sulla carta, ma davvero, perché ci sono ancora persone che ci sono persone discriminate a scuola, i bimbi, figli di neopagani, che sono magari obbligati a seguire l'ora di religione cattolica e quasi vengono presi in giro i genitori, si dicono no, siamo cristiani o siamo neopagani o siamo pagani, insomma, non so se mi spiego. Quindi c'è un bisogno di diritti. Quindi senz'altro il futuro, che è già adesso, è senz'altro legato al battersi per ottenere dei riconoscimenti, vivere con serenità e tranquillità alla luce del sole, senza problemi, credo, le nostre pratiche, di qualsiasi tipo siano. E quindi ecco, direi che in realtà il futuro è già adesso, il battersi e metterci la faccia per essere più sereni, viverla senza doversi nascondere, perché poi alla fine non c'è nessun motivo per nascondersi. Io direi che questo. Poi non so se più realtà riusciranno a mettersi insieme per fare questo, o se ogni gruppo porterà avanti, perché può anche essere così, che ogni gruppo possa portare avanti delle iniziative sul proprio territorio. Ci sono già le associazioni che lo fanno, quindi ogni magari associazione, noi sappiamo che siamo in questa zona, ci battiamo, non so, per ottenere un piccolo riconoscimento nel nostro territorio, è già una grande vittoria. Quindi il futuro è già questo, è già quello che stiamo vivendo.
e credo che si stia dando una bella accelerata rispetto ad alcuni anni fa, qualcosa si sta muovendo bene, secondo me. Io direi che questo. Due accenni velocissimi sul volume 3. E, il volume 3 riporterà del materiale, ecco, siccome il volume 2 che è proprio dedicato alle associazioni riunisce le interviste delle associazioni che fanno parte del portale paganiitaliani.net, che è nato dalle ceneri del progetto Sfera di cui parlavo prima. Nel volume 3 si parlerà delle associazioni che sono al di fuori di questo portale, non è né per dire che uno è buono o uno cattivo, no, è semplicemente per mia comodità, per dividere il materiale in un certo modo. Semplicemente questo portale cercava di unire delle realtà che poi in realtà appunto, scusatemi il gioco di parole, facevano già parte di questo progetto. Quindi nel prossimo volume ecco, ci saranno queste altre associazioni, altro materiale. Quindi... Abbiamo finito il tempo, dalla ricerca Va bene. Sarà 9, quindi qua sulla sinistra. Perfetto, grazie. Grazie.